Ciao, sono Amedeo Colella. Tutte le donne, è noto, hanno una marcia in più, ma se questo è vero anche che le donne meridionali, le donne napoletane in particolare, di marcia in più ce ne hanno almeno tre o quattro. E non parlo di grandi donne del passato, di Matilde Serao, che fu la prima fondatrice e direttrice di un giornale nazionale, o Letizia De Martino, che fu il primo magistrato donna in Italia, Maria Teresa De Filippis, che fu niente proprio di meno che il primo pilota di Formula 1, addirittura donna, e di donne grandi rivoluzionarie come Eleonora Pimentel Fonseca, di grandi artiste come Annella Di Massimo, di grandi eroine come Lenuccia Cerasolo o Luisa Sanfelice. Parlo di te. Perché anche tu puoi essere un'eroina domenica mattina, perché domenica 12 settembre c'è la passeggiata rosa a Mercogliano, una passeggiata da Mercogliano ad Avellino, che ha lo scopo di sensibilizzare le donne alla prevenzione come prima forma di lotta al tumore al seno ed anche di finanziare l'acquisto di strumenti medici da donare al reparto di oncologia dell'ospedale Moscati di Avellino attraverso l'acquisto di questa maglietta o attraverso appunto le vostre donazioni. Vi aspettiamo domenica mattina, domenica 12 settembre a Mercogliano, perché se è vero che la nostra etnia ha avuto tante eroine, ce n'è bisogno ancora di un'altra e quella sei tu.